Difficile dire quando potrà rientrare in Italia la coppia padovana fermata in Argentina dopo aver fatto ricorso alla maternità surrogata. Le autorità di Buenos Aires stanno infatti approfondendo la vicenda che vede coinvolti due uomini assistiti dal legale bellunese Maurizio Paniz, che descrivendoli sereni sottolinea come al momento non siano né arrestati né imputati. I due erano stati fermati all'aeroporto della capitale nei giorni scorsi insieme a una donna argentina e a una neonata, mentre cercavano di imbarcarsi su un volo che con uno scalo intermedio li avrebbe fatti rientrare in Italia. Una partita legale senza dubbio, ma anche politica, con la maternità surrogata diventata reato universale il 16 ottobre scorso con il voto definitivo del Senato. Abbiamo esteso gli effetti di una legge che esiste in Italia dal 2004, cioè quindi da 20 anni, rispetto a questo tema. Lo abbiamo esteso a chi, eludendo una norma italiana, va all'estero e fa quello che in Italia sarebbe vietato. Il caso della coppia padovana non rientrerebbe nella nuova fattispecie di reato, anche perché la legge chiaramente non è retroattiva, non solo. Qui il problema non è delle autorità italiane, non è trattenuto in Argentina per ordine delle autorità italiane. Le autorità argentine stanno verificando se vi sia stata una qualche forma di commercio rispetto al rapporto tra la ragazza e gli ordinanti o la coppia di italiani. Resta il tema più generale, ovvero il dibattito attorno all'universalità del reato. De Carlo tiene in Veneto la linea dell'esecutivo Meloni. Indipendentemente da quello che farà la comunità internazionale, che io credo e auspico possa legiferare esattamente come ha fatto l'Italia, tutti devono sapere che da oggi non si elude la legge italiana andando a fare quello che in Italia sarebbe un reato in un'altra nazione, perché poi tornare in Italia quello è un reato, punto.